Al via il prossimo 1° agosto l'edizione del Festival Teatri di Pietra Sicilia 2023 nella splendida cornice di Eraclea Minoa, nell'area archeologica. L'evento è fatto in collaborazione con l'Ente Parco di Agrigento, gli assessorati regionali ai beni culturali, l'amministrazione comunale di Cattolica Eraclea, diretta dal primo cittadino Santino Borsellino. Si partirà con Argonauti di Giasone Medea, da Apollonio, Radio Euripide, drammaturgia di Aurelio Gatti, Cinzia Maccagnano, regia e coreografia di Aurelio Gatti con Carlotta Bruni, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas e Cinzia Maccagnano. Quindi sabato 5 agosto è la volta di Ulisse e racconta Ulisse di Beatrice Monroe e Sergio Vespertino, con lo stesso attore Sergio Vespertino e le musiche di Pierpaolo Petta. Giovedì 10 agosto Arcarnesi di Aristofane, adattamento di Anton Giulio Calenda e Alessandro Di Murro, regia Alessandro Di Murro, con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia. Quindi sarà la volta di Moavei, 12 agosto, sabato, musica e aneddoti relativi al grande cantante Frank Sinatra, Giuseppe Milici Quartet e la voce narrante Sergio Vespertino. Clitennestra, il processo, si svolgerà domenica 20 agosto, il testo di Alma D'Addario, regia di Sebastiano Tringali, con Carlotta Bruni, Elisa Carta Carosi, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi e Paola Saribas e Valeria Contadino. Quindi il 24 agosto si conclude con La Lupa di Giovanni Verga, coreografia di Carlotta Bruni, musica di Marco Scavoni, narrazione Sebastiano Tringali, con Lucia Cinquegrana, Paola Saribas, Matteo Gentiluomo.